Vittoria interna nel derby di Via di Centocelle per l'Atletico 2000 di Santoloci nella settima giornata del girone B, campionato Under 16 Elite. I padroni di casa battono per 2-0 il Certosa con doppietta decisiva di Boccabella. Pronti via e subito Atletico in vantaggio, dopo neanche 60 secondi azione sulla destra, amplo per Auricchio, cross e velo di Barbarino, Boccabella a rimorchio, non sbaglia, 1-0. Atletico che la fa da padrone, al secondo minuto Auricchio tiene palla e allarga per Ferrazzoli, conclusione bloccata da Di Giosia. Al sesto azione, stavolta a sinistra, Barbarino chiama Auricchio d'infilata, Di Giosia esce con sfera che resta tra i piedi del numero 8 di casa. Al quarto d'ora Atletico 2000 che raddoppia, calcio di punizione da sinistra battuto da Barbarino, Boccabella di prima confeziona un gran gol, 2-0 e doppietta per lui. Finale di frazione con ancora due occasioni, la prima con ripartenza, conclusione che termina alta sopra la traversa. La seconda al 18° da calcio d'angolo con il destro di Turone salvato in extremis ancora da Di Giosia. Nella ripresa il leitmotiv non cambia, solo i ritmi più bassi. Al 12° Atletico pericoloso da fuori, sfera che termina larga in out. Mentre al quarto d'ora Tarantino mette al centro per Gordiani, sinistro, alto, sopra la traversa. Certosa che si fa vedere invece al 21°, conclusione dalla distanza, deviato in angolo da Mucillo. Infine due opportunità per il tris dei padroni di casa, Gordiani prima sfiora il gol, con sfera che termina out di un soffio, poi nel finale mette fuori da distanza ravvicinata. Infine triplice fischio da parte del direttore di gara.